Ciao a tutti, oggi siamo in altopiano di Asiago e sfidiamo il clima per andare al bivacco Zenoccio in compagnia di amici che avete già conosciuto in un altro video. Eccoli qua, Tania e Massimo. Ciao! Di Avventurando. Andiamo! Si parte! The source of youth, it sings its tune, a melody beneath the moon. The whispers guide through night and day. We're chasing dreams that light our way. Ed ecco qui siamo arrivati al bivacco. Dopo una lunga camminata. Massimo! Dopo una lunga camminata ci siamo arrivati. Dai. E anche senti il fiato. Sì, Cioè è veramente lunga. Però ci siamo. Però ci siamo. Comunque sta ancora piovigginando. Sì, un po' di acqua santa. È la pioggia primaverile questa. Che porta bene. Cosa dicono? Trekking bagnato, trekking Fortunato. fortunato. E avanti. Che siamo arrivati. Eccoli qua. Bel posto anche questo comunque. Guarda. Che spettacolo ragazzi. Spettacolo. Bellissimo. Sì, Quello lì sarà il ruscello? sì. Che adesso non c'è. Non c'è acqua. Però un ruscellino Fino alle 8. fino alle 8. Ma in realtà Eccolo qui. Bel bivacchetto comunque. Bellissimo, bellissimo. Bellissimo. È veramente bello Cioè eh sì, E dovrebbe esserci anche la luce perché c'è la lampadina. Forse bello comunque. Bello. pannello fuori. c'è anche una panchina. Qua non manca niente veramente. Bello veramente comunque. Bello ragazzi. The source of youth, it sings its tune, a melody beneath the moon. The whispers guide through night and day. We're chasing dreams that light our way. It's calling us from far and wide, a surge within we cannot hide. Up the mountain, down the shore, we keep on knocking on the door. Bello sto posto, vero? Davvero? Sì. Sì. Adesso dove stiamo andando? Adesso stiamo andando alla sorgente che dovrebbe essere qua sopra. Sì. Dobbiamo scavalcare la forcella. Ma quale forcella questa? Non lo so. Ma no. Dobbiamo andare per di qua, sono cose. Di qua? Sì, sì. Ah beh, allora Sì. dobbiamo attraversare il letto secco. Il letto del secco. ruscello. Il letto secco. Massimo, dove stiamo andando adesso? Andiamo alla ricerca della sorgente perduta. E vai. Paio di Indiana Jones. Ormai stiamo per arrivare alla sorgente, cosa dici? Non dovrebbe essere molto lontano. Sì. Bellissimo questo ruscello.
sull'altopiano. Siamo arrivati alla sorgente. A fare un pupazzo di neve. Sì, Guarda che bella chiesa. bella proprio. E la sorgente come tira. Questi E in altopiano fai fatica a trovare sorgenti qui, eh. eh sì. Non è facile. Ma Questa è probabilmente- una man di Dio, veramente, sta acqua qui. ma poi specialmente- dopo vedi che giù sparisce. tutto. Perché va giù, si perché è perde terreno sul terreno, è carsico, quindi... Ok, proviamo ad andare avanti, che vediamo cosa riusciamo a fare. Sì, pieno di cascatelle, uccelli, bello veramente. Eccoci, siamo arrivati alla sorgente sopra il bivacco Zenoccio. Questa è la sorgente, ma in realtà scende giù da più in alto probabilmente. Sì. Perché sono tutti rivoli in tutte le direzioni. Qui in altopiano è difficile trovare sorgenti d'acqua perché il terreno è carsico. Infatti poco più giù, quasi all'altezza del bivacco, l'acqua sparisce perché va sotto e scarica poi tutta l'acqua dell'altopiano di Asiago, scarica nelle grotte di Oliero. Sì, esatto. Quindi in Valstagna, no? In Valstagna, esatto. Bene, dai, ritorniamo al bivacco. Ritorniamo e andiamo a mangiare. And moments shared, echoing through every heart. The journeys end where dreams restart. It's calling us from far and wide. A surge within we cannot hide. Up the mountain, down the shore, we keep on knocking on the door. It's waiting for us in the air, in laughter, love, and moments shared, echoing through every heart. The journeys end where dreams restart. Allora, siamo rientrati al bivacco e adesso mangiamo qualcosa. Sì. Forse accendiamo un fuoco, vediamo Sì, dai. se riusciamo a trovare qualcosa per rimetterci dopo la legna, ma intanto valutiamo. Comunque, guardate, è bello il posto, è magnifico già Sì. così, con il tempo uggioso, immaginatevi col sole. Col sole è Con veramente tutti i uno prati verdi, spasso. tra qualche settimana qua, la fine del mondo. Allora Massimo ha acceso il fuoco Siamo per la prima accensione. Prossima volta con stesine, ragazzi. Ah, Tania. Prossima volta. Guarda che ho fatto i miei tramezzini, vieni qua che li ho fatti con le mie mani, Con le tue sante mani. con le mie sante mani. Apri i tramezzini che e voilà, cazzo sarà adesso fai o no? Ma siamo a Tania. Tania? Dai Massimo, setteve qua, dai. Aspetta un attimo, lo sedere. Qua dentro. Questi li ho fatti in casa, tramezzini. Li ho fatti. Vai, prendete. E mangiatene tutti. Tutte queste in memoria di me. Oddio, speriamo di no, Dio. Ah, Massimo. L'ultimo bivacco. No, dai, tiè. Non scherzi, no. Evviva.
Cin cin. Viva! E vim. Che va sempre così ragazzi, è vero o no? Sì. Che vada sempre così, Sì. sempre così ragazzi. Penso che è uguale. Aspetta che... Allora Cecilia, com'è giornata oggi? Bellissimo. Cioè, il tempo fa schifo. No, anche il tempo fa schifo. È un tempo di montagna, dai. Può succedere. Sì, ma ogni tanto in montagna c'è anche il sole. Sì, dai, però bisogna accontentarci anche. Ci accontentiamo di quel che c'è. Del resto Massimo? non si può pretendere. Allora qua il flopista. Dobbiamo Massimo ringraziare il flopista. Massimo sempre per la grande casera che è andata là fuori oggi. Visto Che che le- posto. Sì, un bel posto, a 2 passi, cioè 2 passi, facile arrivarci. Come al solito, mi raccomando, rispettate i posti. Esatto, E dai, se fate fuoco come noi, rimettete la legna che abbiamo bravo, usato. esatto. The source of youth is calling me loud, like echoes breaking through the crowd. A whisper soft yet fierce as fire. Siamo arrivati alla chiusura, vicino alle macchine, terminato il percorso. Non è stata una gran cosa perché il tempo non ha consentito, però insomma. Però in buona abbiamo fatto il compagnia, nostro in buona giretto. compagnia In sempre. ottima compagnia, abbiamo ben mangiato e ben bevuto, come avete potuto notare. Alla prossima! Salutiamo Avventurando e alla prossima ragazzi, bravi Ciao, ciao, ciao! Up above where stars collide, down below. Allora siamo qua ad Asiago con Tania e Massimo, Cecilia e alla prossima, ma sempre così che vada, vero no ragazzi? Dai, viva ciao ragazzi, ciao, viva.